sta soffrendo, carceremo una vecchia quando dice e piangeremo a giure mesa strada. È una conquista difficile, che ci vuole fatica per giuste perché si possano rispettare i comandamenti. Io per anni sono stato un fenomeno, il fenomeno del ghetto, ma se il ghetto era la gente che ho conosciuto per strada, quello era il mondo più bello che ho conosciuto. Quale sarà la libertà? Quando gli stessi politici di qualunque fazione politica, qualunque, adesso poi non vanno d'accordo tra di loro, non sappiamo a due anni, non sappiamo siamo a casa, siamo a là, non sappiamo chi siamo. Noi siamo detenuti tutti adesso. Come calma Galpiano è che noi ci hanno noi dall'anno, ma ci hanno proprio credo perché non potremmo pigliare la nostra e c'eravamo manachisicà. È assurdo. A 17 anni siamo a fare la prima uscita, veniamo, poi a chiuso 3-4 anni, l'anno prossimo stiamo fuori. Cioè noi veramente non potremmo fare più, ma tu senza, questo lo dico senza nessuna retorica. Cioè se c'è la trasicata mai non puoi da sciacca perché tu non hai dato là e poi facile fotto giù la Nike, radiato, è tutto fatto a posto, è tutto fatto a posto per narcotizzarci, questo ci va mai. Poi, diciamo, a un certo punto, quando avete una competenza, quando avete la capacità di fare qualcosa, quello vi darà da vivere. Non è detto che uno se non ha lavoro per forza deve entrare, diciamo, in un ambito di crimine. Può, se ha dei modelli giusti, capire che il lavoro è una forma di eroismo anche, cioè accontentarsi di quello che dà il lavoro, il sacrificio, è una forma di eroismo personale. Voi dovete immaginare la cosa bella di questo scrittore, Viviani. Voi vedete come, avete visto per esempio il stesso quadro, oppure il primo, no? Quando c'è stata tutta la folla, tutti che parlano insieme, eccetera. La cosa straordinaria è che tutto questo è scritto, cioè non è improvvisato, non è che gli attori stanno inventando, cioè c'è un copione in cui Viviani ha scritto pezzo per pezzo e l'ha fatto Viviani. Qui c'era una difficoltà particolare, che siccome questo cantante è un cantante un po' uno spaccone, no? Un po', il rischio era quello di esagerare su questo aspetto e quindi di non renderlo umano. So pure figlia a me.